È stata portata avanti, mi spiace dirlo, è stata portata avanti molto male questa questione. È una posizione netta quella assunta da Stefano Zecchi su polemiche e proteste dei dipendenti della Fenice contro la nomina di Beatrice Venezia direttrice artistica del teatro. Zecchi è candidato alle prossime comunali di Venezia con Fratelli d'Italia, quindi con la maggioranza uscente, ma intervistato a Focus dal direttore Luigi Bacialli esprime dissenso sulla linea adottata fin qui dal sindaco Luigi Brugnaro e dal sovrintendente Nicola Colabianchi. Non ci si mette mai contro l'orchestra, mai. Si cerca il dialogo, si cerca l'accordo. I musicisti sono figure che vivono di arte, sono figure particolari, sensibili, hanno a cuore la qualità estetica della loro rappresentazione. Veneziano, peraltro nipote di un direttore d'orchestra e lui stesso diplomato in violino, Zecchi ha insegnato estetica all'Università di Milano, città nella quale è stato assessore alla cultura proprio negli anni in cui una profonda spaccatura all'interno del Teatro La Scala portò alle dimissioni di Riccardo Muti. Non si può fare muro contro muro e appunto pensare a un'istituzione come la Fenice, un'istituzione che sia da gestire come una società per azioni. No, non si può. Anche sulla partecipazione della Russia alla Biennale, Zecchi non è d'accordo col sindaco Brugnaro e in questo caso con il presidente della Fondazione Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. C'è poco da fare, è giusto censurare in questo caso gli artisti che oltretutto sono vicinissimi al regime, perché una è la figlia di Lavrov, il ministro degli esteri della Russia, e un'altra che è vicina al KGB. Non si deve fare del padiglione della Russia un altoparlante di un governo, di un paese, di uno Stato così nemico della libertà come quella Russia.